Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Trema la terra nella Catanese, sciame sismico alle pendici dell'Etna per l'attività del vulcano. Paura davanti alla scuola di Tremestieri Madre Teresa di Calcutta, dove si apre una frattura nel cortile. Chiuse per precauzione tutte le scuole del territorio comunale. Tragedia sul lavoro nel Ragusano, in un cantiere edile il braccio di una betoniera cede colpendo in pieno un operaio, morto un 36enne di origine albanese, ferito un collega. Caporalato a Ramacca, nordafricani sfruttati e costretti a vivere in ambienti infestati da topi. In manette 3 uomini grazie alla denuncia di una vittima. Il procuratore Curcio, le denunce portano a importanti benefici. Vertice di maggioranza, oggi a Palazzo dei Normanni cambiano le regole per le nomine dei manager della sanità che saranno selezionati da una commissione. Rientrati anche i dissapori con l'assessorato all'agricoltura sulla stabilizzazione dei precari dei consorzi di bonifica. Per restaurare le ciminiere cercasi denaro per 17 milioni, oltre ai 40 già pianificati prima del rogo per il restyling della struttura. Al vertice, convocato dal sindaco di Catania Trantino, ha partecipato anche il ministro Musumeci. Consegnata in via Milano a Catania la nuova sede del gabinetto regionale della Polizia Scientifica della Sicilia orientale, l'edificio dedicato al commissario Filippo Raciti, ucciso nel 2007 durante i disordini alla fine del derby Catania-Palermo. Calcio Serie C, a Catania arriva Pelligra che resterà in città per una settimana. Intanto restano aperti gli interrogativi dopo la partita persa a Casarano. Lo avete sentito, in primo piano trema la terra nella Catanese. Sono 7 i terremoti legati all'attività dell'Etna in poche ore. Paura davanti ad una scuola di Tremestieri, la Madre Teresa di Calcutta, per una crepa che si è aperta nel cortile. Ve lo mostreremo nelle nostre immagini. Intanto domani scuole chiuse nel comune per precauzione, mentre la Protezione Civile emana delle indicazioni appunto ai comuni interessati. Ma ci dice tutto nel servizio Roberta Lunghi. Una crepa sull'asfalto nel parcheggio della scuola di Tremestieri nel Catanese intitolata Madre Teresa di Calcutta, proprio nella mattinata in cui uno sciame sismico ha toccato insieme ad altri il comune etneo. Attimi di paura nonostante la bassa magnitudo delle scosse, ma che a causa della profondità di solo 0,6 km sono state avvertite in modo distinto. Da qui l'allarme all'interno dell'istituto, non nuovo a problemi di questo genere, per quella nomea di scuola costruita sulla faglia, tema ricorrente dal 2010. Un fatto legato da una parte alla tipologia del sisma e dall'altra al particolare territorio. Lungo i sistemi di faglia noti come quella di Tremestieri possono avere degli effetti al suolo quali la fratturazione, come quella appunto che si è osservata questa mattina proprio nel territorio di Tremestieri. I bambini sono stati fatti evacuare, tutti gli zaini dei piccoli delle elementari sono rimasti all'interno. Domani intanto, secondo ordinanza del comune, tutte le scuole a Tremestieri resteranno chiuse in attesa di verifiche, come da indicazioni della Protezione Civile regionale, che ha emesso raccomandazioni ai sindaci dell'intero territorio colpito oggi dallo sciame sismico, compresa l'eventuale attivazione del COC e delle procedure di mitigazione dei rischi. Sono stati 7 i terremoti nel basso versante sud-orientale dell'Etna in poche ore. Gli eventi nel territorio tra Pedara, Mascolucia e Trecastagni nel Catanese sono, come dichiarato da Stefano Branca, neodirettore del Dipartimento Vulcani dell'INGV, strettamente connessi con l'Etna. Quello principale ha avuto una magnitudo di 2,6. Questo tipo di attività sismica rientra nella tipica attività sismica dell'Etna ed è legata ai movimenti del versante orientale del vulcano. E adesso la cronaca, incidente sul lavoro a Pozzallo, il braccio di una betoniera cede e uccide un operaio di 35 anni. Veronica Barbarino.
Il centralissimo viale Vittorio Veneto a Pozzallo, scenario di un grave incidente sul lavoro. Questo pomeriggio 2 operai addetti al gettito di una copertura in cemento armato di un edificio sono stati investiti dal braccio in ferro della betoniera. Secondo una prima ricostruzione, il braccio utilizzato per pompare il calcestruzzo avrebbe improvvisamente ceduto, colpendo in pieno la vittima, un 35enne di origine albanese, operaio della ditta, che si trovava sulla strada accanto al mezzo. Ferito anche un uomo di 47 anni di Scicli, autista dell'automezzo. Scattato l'allarme, sono intervenute 2 ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Modica e Pozzallo per i rilievi di rito, insieme ai tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASP Ragusana per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. L'area del cantiere è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura di Ragusa, che ha aperto un'inchiesta. Il giovane albanese è morto sul colpo e poco dopo il magistrato ha disposto la rimozione della salma dal luogo dell'incidente, mentre il ferito, per le gravi lesioni riportate, è stato trasferito all'ospedale Maggiore Baglieri di Modica. Un nuovo caso di caporalato nella Catanese. Ci sono 3 persone che sono finite in manette, nordafricani sfruttati e costretti a vivere in ambienti, pensate, infestati da topi. È stata fondamentale la dichiarazione spontanea di una vittima. Il procuratore Curcio ha detto le denunce portano a importanti benefici. Tonino De Mana. Dalla Francia alle campagne di Ramacca, l'allettante proposta di lavoro lo ha portato in una fattoria infernale, sfruttato e sottopagato, tanto da sgobbare nei campi anche 14 ore al giorno per prendere 1,26 euro l'ora. Ma la dichiarazione spontanea della vittima, supportata da un'associazione sul territorio, ha portato all'arresto di 3 persone. In manette sono finiti Santi Giammiello, 54 anni, Koum Kami, 52 anni e Aberhaim Shaibi, di 56. Sono accusati di tratta di esseri umani, intermediazioni illecite, sfruttamento del lavoro, quindi caporalato e atti di crudeltà su animali. Il provvedimento è stato eseguito dalla squadra mobile. Dalle indagini sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie negli ambienti in cui il marocchino viveva, compreso l'alloggio infestato da topi. Per evitare un intervento medico al lavoratore sfruttato che aveva un ascesso al collo, Giammiello avrebbe rimosso l'ascesso bucandolo con un ago riscaldato, modus operandi che racconta il procuratore capo di Catania Francesco Curcio. Quello che appare è che per far vedere la determinazione, la ferocia, la inflessibilità, quando qualche animale non abbodiva agli ordini, veniva ammazzato sul posto oppure gravemente ferito e poi trascinato come si vedeva nei vecchi film western, solo che invece che alla carrozza a una macchina che girava per la fattoria. L'importanza della denuncia porta ad un benefit. Ma lo Stato giustamente gli assicura un permesso di soggiorno e gli assicura anche un'assistenza completa per le loro esigenze, primarie esigenze di vita. Quindi denunciare non solo è un fatto, diciamo, di giustizia, è un fatto che impedisce che altri divengano vittime. A Giammiello è stata contestata l'aggravante di avere adoperato violenza e minacce in diretta, facendo assistere il lavoratore all'abbattimento di alcuni cani con arma da fuoco perché non gli avevano obbedito. Altro no dalla Corte dei Conti sul ponte sullo Stretto, stavolta è sulla legittimità dell'atto aggiuntivo che regola i rapporti tra MIT e la Stretto di Messina, che ha convocato un consiglio di amministrazione per la settimana prossima. Francesco Triolo. Arriva un nuovo parere negativo da parte della Corte dei Conti che non ha ammesso al visto il terzo atto aggiuntivo della convenzione tra il Ministero dei Trasporti e la società Stretto di Messina che regola i rapporti tra la stessa società in quanto concessionaria delle opere per il ponte sullo Stretto e il MIT come amministrazione concedente e vigilante. Ad annunciarlo la stessa magistratura contabile in una nota precisando che le motivazioni in corso di stesura saranno rese note entro 30 giorni con un'apposita deliberazione. L'atto aggiuntivo in questione è strettamente interconnesso con la delibera di agosto del CIPES che riguardava l'assegnazione delle risorse e l'approvazione del progetto esecutivo del ponte sullo Stretto e alla quale la Corte dei Conti aveva già negato il visto di legittimità a fine ottobre scorso. Il presidente della Stretto di Messina, Giuseppe Recchi, ha sottolineato che non può considerarsi un atto nuovo in quanto gli argomenti trattati sono strettamente collegati.
La Stretto di Messina ha convocato un consiglio di amministrazione per il 25 novembre per esaminare la situazione in attesa delle motivazioni della Corte dei Conti. Ultimo giorno di interrogatori sull'inchiesta del Comitato d'Affari sulla sanità siciliana. Oggi davanti al GIP l'audizione dello storico collaboratore di Totò Cuffaro, Vito Raso. Accuse infamanti, ha detto al termine dell'interrogatorio. Marco Gullà. Si sono conclusi oggi davanti al GIP di Palermo nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti pilotati gli interrogatori preventivi dei 18 indagati. L'ultimo ad essere ascoltato dal giudice è stato Vito Raso, storico collaboratore dell'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro, per il quale la procura ha chiesto gli arresti domiciliari. Ho risposto a tutte le domande. Un'accusa che non sta niente, molto infamante, un mucchio di carte che non c'entra. Dopo l'audizione odierna il giudice dovrà decidere sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla procura per i 18 indagati accusati di corruzione, turbativa d'asta e associazione a delinquere. Secondo l'accusa, Raso avrebbe garantito a Cuffaro un canale diretto su bandi, concorsi e nomine, trasformando l'ufficio dell'assessorato alla famiglia in un luogo di riunioni per curare, secondo i PM, gli interessi politici. Intanto oggi vertice della maggioranza a Palazzo dei Normanni, senza però la Democrazia Cristiana. Cambiano le regole per le nomine dei manager della sanità. Questo è stato uno degli argomenti principali, appunto, di cui si è parlato. E poi i partiti del centrodestra affrontano anche la suddivisione di un tesoretto da 200 milioni in legge di stabilità. Manlio Viola. Svolta per le nomine in sanità in Sicilia. Nasce una commissione di saggi che indicherà le terzine dei migliori per ogni posto e solo dopo interverrà la politica. È stato il tema principale del primo vertice di maggioranza del centrodestra in Sicilia senza la Democrazia Cristiana, tenuto oggi nelle stanze del governo all'Ars. Le nomine non si faranno più negli elenchi degli idonei come fu per la riforma Razza-Musumeci. Una nuova riforma prevederà un'alta commissione composta da 3 membri, uno di nomina del Presidente della Regione, uno della Genas, l'Agenzia del Ministero per la Salute, e un terzo di nomina della Conferenza dei Rettori. La Commissione indicherà le terne di migliori candidati per ogni posto e poi la politica farà le nomine sulla base dei 3 finalisti. Il vertice al quale erano presenti tutti i partiti si è svolto in 2 tempi. Al mattino le questioni prettamente politiche trattate con la presidenza del Presidente della Regione Renato Schifani e la presenza del Presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Poi nel pomeriggio le questioni tecnico-finanziarie con l'assessore Alessandro Dagnino. Rientrati anche i dissapori con l'assessorato all'agricoltura che ha annunciato una nuova circolare per la stabilizzazione dei precari dei consorzi di bonifica, al centro di uno scontro nel weekend con il Movimento per l'Autonomia. Nel pomeriggio sul tavolo i circa 200 milioni di euro di tesoretto da utilizzare con la presentazione delle proposte dei partiti. Per quel che riguarda gli interventi territoriali, quelli tacciati di essere mancette, potranno essere proposti soltanto interventi infrastrutturali gestiti da enti locali o enti ecclesiastici. Infine via libera all'aumento delle ore dei braccianti forestali e sul piatto anche aumenti delle ore di lavoro per ex precari stabilizzati come gli ex PIP, ma su questo e su altro saranno necessari approfondimenti tecnici da parte degli uffici del bilancio. E continuiamo con la politica, andiamo a Catania perché si sono insediati i nuovi assessori della giunta comunale, subentrano ai 4 dimissionari dei giorni scorsi. Il sindaco Trantino sminuisce le polemiche e parla di normale rotazione. Luca Ciliberti. Messe da parte i retroscena politici, si sono insediati oggi a Palazzo degli Elefanti a Catania i 4 nuovi assessori della giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino. Si tratta di Daniele Bottino e Luca San Giorgio in quota Fratelli d'Italia e Carmelo Coppolino e Serena Spoto in quota Movimento per le Autonomie. Subentrano agli uscenti Alessandro Porto e Bruno Brucchieri in quota MPA e ai tecnici Paolo La Greca e Sergio Parisi. Che la politica dia una risposta a coloro i quali ti sono contraddistinti per preferenze, perché non è che io sia diventato sindaco perché calato dall'alto. Luca San Giorgio spetta l'assessorato che fu di Paolo La Greca, quello all'urbanistica, insieme alla mobilità, al decoro urbano e ai rapporti con l'università. Era inevitabile che ci fosse questo avvicendamento, erano anche degli accordi, come sapete, ma meglio del sottoscritto, anche accordi preelettorali. A Bottino va l'assessorato ai servizi demografici e il decentramento, la protezione civile e il dissesto idrogeologico insieme a patrimonio e rapporti con il Consiglio Comunale.
Ritengo comunque che la maggioranza c'è sempre stata, il partito, ognuno con anche i propri punti di vista, comunque è sempre stato a supporto del sindaco. Coppolino torna in politica prendendo le deleghe che furono di Alessandro Porto, Polizia Municipale e Viabilità. E per me è un onore poter rappresentare la città, contribuire alla crescita di tutta la città metropolitana di Catania e di far parte di questa giunta. Infine Serena Spoto occuperà il ruolo dei servizi sociali, dell'inclusione sociale e della famiglia, deleghe che furono del suo predecessore Bruno Bruccheri, che tornerà in Consiglio Comunale da consigliere semplice. Sì, dovrei lasciare lo scranno a Bruccheri, ci sono dei tempi tecnici da rispettare, ovviamente, anche perché, come voi sapete, domani ci sarà Consiglio Comunale, quindi per non bloccare i lavori del Consiglio ovviamente ci saranno dei tempi tecnici da rispettare. E restiamo a Catania perché si è tenuta oggi anche una riunione straordinaria dopo il rogo delle ciminiere convocata dal sindaco metropolitano Trantino, alla quale ha partecipato anche il ministro Musumeci. Ma sentiamo il servizio di Simona Mazzone. Dobbiamo valutare a Roma e a Palermo a quali ministeri e a quali assessorati bisogna rivolgersi. La politica si rimbocca le maniche per trovare fondi e organizzare il piano degli interventi, ma è certo che le ciminiere di Catania risorgeranno. Parola del sindaco metropolitano Trantino che assieme al ministro siciliano Nello Musumeci ha fatto il punto sul cronoprogramma per ricostruire l'area congressuale del Polo ridotta in cenere dopo l'incendio di martedì scorso. Per il centro fieristico era già stato pianificato un intervento di restyling da 40 milioni di euro, ma ora occorre lavorare anche sulla parte distrutta, per la quale necessitano altri 17 milioni. Abbiamo il dovere di interpellare tutte le istituzioni del territorio e trovare la soluzione migliore. Impossibile inserire un capitolo nella legge di bilancio ormai strutturata. Inoltre il governo Meloni ha già consegnato alla regione siciliana quasi 7 miliardi di euro da programmare per varie finalità. Si potrebbe cominciare da lì. E come l'araba fenice, simbolo della Catania che rinasce con la sua Melior de Cinere Surgo, anche questo luogo deve tornare a brillare. Le ciminiere, ricordo quando le ho aperte nel marzo del 96, diventarono il simbolo di una città che voleva risollevarsi dai 130 morti ammazzati l'anno e voleva guardare al futuro con orgoglio, e devo dire che ci siamo riusciti. Assieme a Musumeci presenti deputati nazionali e regionali di diversi schieramenti. Intanto la sala attigua da 600 posti è rimasta indenne rispetto al rogo e qui si farà il programmato Christmas Village dopo parere favorevole di Vigili del Fuoco e Procura. Consegnata questa mattina in via Milano, sempre a Catania, la nuova sede del gabinetto regionale della Polizia Scientifica per la Sicilia orientale, dedicata alla memoria del commissario Filippo Raciti, che è stato ucciso nel febbraio 2007 durante i disordini alla fine del derby di calcio Catania-Palermo. Desiree Ferlito. Ci sarà anche un polo per le ricostruzioni tridimensionali della scena del crimine nella nuova struttura della Polizia Scientifica inaugurata oggi in via Milano a Catania. Un impianto moderno, funzionale e dotato di tecnologie all'avanguardia. Spazi più ampi hanno reso possibile il potenziamento di laboratori già presenti e la realizzazione di nuove realtà, come i laboratori di residui dello sparo per gli accertamenti irripetibili di genetica forense. La polizia potrà così potenziare la sua attività investigativa sul territorio, migliorare la rapidità dei riscontri tecnici e collaborare più efficacemente con le procure e gli altri organismi giudiziari. La nuova sede della polizia è stata dedicata alla memoria del commissario Filippo Raciti, rimasto ucciso nel febbraio 2007 durante i disordini alla fine del derby di calcio Catania-Palermo. Presenti per l'occasione la vedova Marisa Grasso e la figlia Fabiana. Da oggi via Milano 42 sarà un momento di vicinanza da parte delle istituzioni verso il cittadino, ma soprattutto in maniera indissolubile è importante ricordare che la tragicità dell'evento che ha colpito mio padre con la sua morte oggi deve ricordare che lo sport deve rimanere l'unico motore di accelerazione per una società civile e comprensiva. Alla cerimonia hanno partecipato i questori di Catania, Messina, Siracusa, Enna, il prefetto del capoluogo etneo, il direttore centrale del servizio della polizia scientifica e la sicurezza cibernetica.
La mafia parla il linguaggio dei social e su TikTok trova un palcoscenico che la normalizza, la rende quasi pop. Un viaggio nell'immaginario criminale che sta seducendo migliaia di giovani. Eva Spampinato. Chi è per lei un amico? Su TikTok la mafia non appare più per quello che è. Diventa un prodotto seducente, accattivante, un brand alla moda, un marchio da ammirare e emulare. E per farlo usa le logiche popolari del mercato, evoca il suo potere non più con la violenza, ma con l'approvazione, i like, i follower. Ce ne eravamo già accorti portando alla luce i video che arrivano dall'interno delle carceri, dove i boss continuano a comandare tramite il telefono, persino in videochiamata, o mostrando Gaetano Maranzano con l'anno d'oro al collo, con pistola, come ciondolo, che pochi minuti dopo l'omicidio di Paolo Taormina a Palermo pubblica un video su TikTok enfatizzato da una frase del boss stragista Totorina tratta da una fiction. Ma a dirlo adesso è un autorevole rapporto della Fondazione Magna Grecia presentato alle Nazioni Unite di New York che parla di mafiosfera digitale, ovvero un ecosistema parallelo, un palcoscenico virale in cui musica trap e neomelodica, coreografie e montaggi, perfino il look e l'abbigliamento trasformano clan e criminali in icone pop. TikTok dunque si fa vetrina, normalizza l'atteggiamento malavitoso e lo rende sempre più familiare al grande pubblico. L'algoritmo fa il resto. Un catanese medio che entra su TikTok, anche non volendo, si imbatterà in video di case arredate in pieno stile Scarface o Gomorra, mamme e bambine, video di cavalli e stalle, presumibilmente abusive, foto in ricordo di defunti o detenuti, su sottofondo di musica neomelodica. Persino video dei funerali, dove vanno fortissimo i palloncini bianchi o le frotte di motorini che seguono il carro funebre. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con le ultime di Serie C. Vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, la Serie C, il Catania e gli interrogativi aperti dopo la partita di Casarano, prestazione da non ripetere anche se l'errore dell'arbitro ha inciso almeno sul risultato. Intanto arriva il presidente Pelligra in città, Marco Carli. Catania, le analisi dopo la partita di Casarano. Una gara persa che ha posto fine a una serie utile di 9 match che era valsa il primato. Una sconfitta non può modificare le convinzioni e le idee, ma di certo alcuni interrogativi emergono. Intanto arriva Pelligra, presenza fondamentale per lo sviluppo delle azioni legate a Torre del Grifo e sicuramente anche una spinta in più per i giocatori in vista del prossimo match interno. Il presidente resterà una settimana. Per tornare agli interrogativi. L'attaccante di riferimento, Caturano, che nel primo tempo non riceve palloni perché alla ricerca della forma migliore, o forse anche, in minima parte, perché ancora la squadra non riesce ad attivarlo. E in attacco, questa volta, cambiando tutto nella ripresa, la situazione non si è modificata, i subentrati non hanno inciso. Il sistema di gioco, poi, è una prerogativa, ma al momento sembra che in partita non ci sia alternativa, come dimostra la posizione di Stoppa quando è entrato, più un quarto di centrocampo che un giocatore offensivo. Quando poi il Catania incontra una squadra chiusa, che gioca con il baricentro più basso, fatica. Era già successo con l'Altamura fino al gol di Di Gennaro, è capitato a Casarano. Interrogativi possibili, ma resta anche la decisione dell'arbitro, un rigore netto che non è stato fischiato. Succede di giocare male una partita e di salvare il risultato, magari appunto con un rigore che, nel caso specifico, avrebbe anche potuto aprire il campo a un altro match, forse spazzandoli via gli interrogativi. Con Latina sarà una partita simile, imparare da certi risultati e dalle prestazioni negative è la chiave per tornare a marciare e a vincere al netto degli errori altrui. La vittoria del Siracusa è invece la lieta notizia per le siciliane del girone C. Gli azzurri infatti hanno lasciato l'ultimo posto al Foggia che sabato incontrerà il Trapani contro i Granata che tra l'altro vogliono riscattare la sconfitta di Potenza. Francesco Triolo. L'ultimo posto è un brutto ricordo, il Siracusa torna a guardare avanti con fiducia e la vittoria casalinga contro il Latina consente alla squadra di Marco Turati di mettersi alle spalle la sconfitta di Giuliano nel migliore dei modi.
La speranza è che il periodo buio di inizio campionato sia ormai concluso e che il tecnico, a lungo sulla graticola ma salvato sempre in un certo senso dalla società, abbia finalmente trovato la strada giusta per risalire. Da oggi si ritorna in campo per preparare la sfida di sabato prossimo al De Simone contro il team Altamura ed è una grande occasione per dare continuità ed agganciare a quota 15 proprio i pugliesi. Uno scenario difficile da pronosticare appena qualche settimana fa. Si è interrotta invece a Potenza la serie positiva del Trapani, che non è riuscita a sfruttare tutto il secondo tempo in superiorità numerica, incassando anche la rete del 2-0. A nulla è valso il gol nel finale di Grandolfo, una partita complicata per i Granata che hanno faticato tantissimo al cospetto di un avversario che ha trovato il gol dell'ex Anatriella a sbloccare il match. Solo negli ultimi 10 minuti il Trapani è riuscito a concludere la rete un paio di volte, anche se il Granata recrimina anche per un calcio di rigore non concesso. Da domani si torna in campo in vista dell'anticipo di sabato in casa contro l'attuale fanalino di coda Foggia. Maronica potrà contare nuovamente su Di Noia, mentre Benedetti dovrà scontare una giornata di squalifica. Da questa settimana è atteso in gruppo anche Nicoli. Un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. C'è una notizia che arriva da Partinico, Palermo. Un giovane di 20 anni è stato bloccato con il taser dagli agenti di polizia ed è stato arrestato con l'accusa di minaccia, resistenza, danneggiamento e violazione di domicilio. Il giovane ha fatto irruzione in casa del nonno nel quartiere popolare del paese dopo che aveva saputo che un loro parente aveva abusato della sorellina di 12 anni. Sarebbe stata proprio la bimba a confidarsi e a raccontare quanto successo ad un altro familiare. Al momento dell'irruzione la ragazzina si trovava proprio in casa con il nonno di 70 anni. Il ventenne ha quindi sfondato la porta, ha puntato contro il nonno una pistola giocattolo modificata. Il tappo rosso era stato colorato di nero, rendendola quindi simile ad un'arma reale. Minacce di morte e urla che hanno spaventato l'intero quartiere. Alcuni vicini hanno chiamato la polizia che appunto ha fermato il ragazzo. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi auguro naturalmente un buon proseguimento di serata.